Ed eccoci di nuovo insieme. Oggi vi stiamo presentando Solidarietà Veneto, il fondo pensione scelto da oltre 116.000 lavoratori. E ne parliamo con il vicepresidente e il direttore di Solidarietà Veneto, che ci hanno già fatto un quadro generale di perché iscriversi a questo fondo pensione. Ora con il direttore generale cerchiamo di capire anche come vengono gestiti i risparmi degli iscritti. Beh, diciamo, intanto speriamo di gestirli bene, questo come obiettivo di massima. Chiaramente il punto di forza del fondo pensione è dato dalla sua dimensione. Con 1,8 miliardi si riesce a ottenere dai gestori finanziari, quindi dai soggetti delegati alla gestione stessa, un costo per la gestione molto contenuto, un po' come spiegava poco fa il vicepresidente. Nell'ambito di questo processo di investimento, ciò che spesso ci piace sottolineare è la capacità del fondo di adattare la tipologia di investimento in termini di rischiosità e dunque di rendimento atteso alle caratteristiche di ciascun iscritto. Facciamo un esempio: se davanti a noi abbiamo un pensionando a 1 o 2 anni dalla pensione, con alle spalle 40 anni di contribuzioni, quindi magari anche un accumulo piuttosto consistente, è chiaro che dobbiamo mettere a disposizione di questo lavoratore un profilo di investimento dal rischio molto molto contenuto, che possa conservare il capitale accumulato nell'intera vita lavorativa, perché nell'arco di poco tempo dovrà trasformarsi in pensione integrativa. All'opposto, se ci mettiamo nei panni di un genitore, non so, che iscrive il proprio figlio appena nato o anche di 10-15 anni come soggetto fiscalmente a carico, ci troviamo nella situazione opposta. Quindi questa figura può probabilmente accettare una maggiore volatilità, quindi un andamento meno lineare dei rendimenti, per avere in cambio nel lungo periodo un'aspettativa di rendimento più alto. Quindi da questo punto di vista il rischio è correlato, diciamo così, agli anni che mancano alla pensione. Tra questi due casi estremi che vi ho rappresentato, in mezzo abbiamo altre possibilità di scelta legate all'età sostanzialmente degli iscritti. Tipicamente comunque chi oggi sceglie Solidarietà Veneto da giovane adotta un tecnicismo che proponiamo, che si chiama percorso previdenziale ideale, o PPI, diciamo, che prevede l'accesso nei primi anni di investimento al comparto dinamico, quello appunto dedicato ai più giovani, più volatili, più performante. Consideriamo che negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento netto accumulato che sfiora quasi addirittura il 100%. E poi gradualmente un dispositivo automatico trasferisce le risorse accumulate ai comparti meno rischiosi, in modo da sgranare il passaggio nel tempo a profili, a situazioni di investimento sempre più caute e sempre più adatte al minor orizzonte temporale e alla maggior vicinanza alla pensione. Mi viene da dire quindi che prima ci si iscrive meglio è. Questo senz'altro, diciamo, anzitutto perché l'anticipazione dell'iscrizione ci consente di maturare maggiori vantaggi fiscali. La normativa fiscale in Italia premia chi accumula maggiore anzianità, ma soprattutto anche dal punto di vista, come possiamo dire, matematico, ecco, accumulare un rendimento, che ne so, del 3% per 40 anni significa che nel tempo i rendimenti maturano anche sui rendimenti generati negli anni precedenti. Come diceva mia nonna, diciamo che un tempo faceva i famosi buoni fruttiferi postali con gli interessi su interessi che generavano un rendimento cumulato rilevante. Quindi, poiché oggi i rendimenti non sono certamente più quelli dei buoni postali di 30 o 40 anni fa, i rendimenti sono una cosa molto molto rara da trovare, è bene portarseli a casa soprattutto facendo leva sul fattore tempo, perché quello è gratis, ci viene dato, ma se lo lasciamo passare non cogliendo le opportunità che ci vengono proposte, quando è andato è andato. Quindi diciamo, se si vuole fare risparmio oggi con i tassi bassi, bene prendersi per tempo. Ecco, e quanto è importante diversificare, perché sappiamo insomma che quando si parla anche di investimenti c'è sempre un po' di paura per chi non è del settore. Direi fondamentale, anzi possiamo dire che
è il nostro mantra, ma è la stessa normativa che chiama i fondi pensione alla più strutturata procedura di diversificazione. Quindi diversificazione ad esempio tra i titoli, migliaia di titoli sono presenti nel portafoglio di un fondo pensione, ma anche diversificazione tra gli stessi soggetti che si occupano dell'investimento. Quindi Solidarietà Veneto non affida le proprie risorse unicamente a una banca o una società di gestione del risparmio, ma seleziona tramite gare diversi soggetti. Oggi collaboriamo con una decina di soggetti, quindi c'è una notevole articolazione anche delle strategie di investimento, vengono diversificate pure quelle. E infine il lavoratore, l'iscritto, può diversificare anche un altro aspetto, ossia il tempo, il momento nel quale si va a investire. Un grave errore dal punto di vista finanziario è concentrare l'investimento in un unico momento, oppure concentrare anche il disinvestimento in un unico momento. Come sappiamo, molto spesso per ottimizzare la partita dell'investimento è opportuno andare sul mercato a comprare i propri beni e dunque le proprie quote del fondo pensione, segmentando nel tempo i momenti di accesso al mercato, facendo sostanzialmente una media dei prezzi che potremmo trovare in questo mercato. Ecco, e direttore, gli iscritti poi hanno anche modo di verificare l'andamento del loro percorso? Sì, più che hanno modo, noi li chiamiamo proprio attivamente a verificare periodicamente l'andamento del proprio risparmio previdenziale, anzitutto attraverso la tecnologia, accedendo all'area riservata attraverso la app del fondo oppure attraverso dispositivi computer e così via, ma anche dal proprio telefonino. Ricordiamo peraltro che uno dei punti forza di Solidarietà Veneto è la presenza sul territorio, quindi anche il fatto di poter contare, come nella provincia di Verona, su sportelli e figure a disposizione degli iscritti, che possono anche andare nelle aziende a raccontare come sta andando la gestione finanziaria, ma non solo quella del fondo pensione. Ebbene, io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi oggi. Ricordo ai nostri telespettatori che per maggiori informazioni potete visitare il sito www.solidarietaveneto.it. Torneremo a parlarne anche a Sei a Casa, quindi buon lavoro e grazie ancora a Franco Lorenzone e a Paolo Stefano per essere stati con noi. Grazie, buongiorno. Grazie a tutti, buona giornata.